Il Movimento Cristiano Lavoratore accende i riflettori su un tema di grande importanza, di grande rilevanza, soprattutto oggi in un momento di grande difficoltà economica. Ecco, equità e solidarietà, due valori indispensabili. Ma è un momento difficile per il Paese e naturalmente lo è anche per questa regione. Questo è un momento in cui credo che tutte le componenti della società devono mettersi in discussione ed affrontare i temi reali del Paese. Il mondo cattolico è una parte rilevante del nostro Paese, in questo momento non è adeguatamente rappresentata nei centri decisionali. Come MCL noi riteniamo che la necessità di coniugare la sussidiarietà e la solidarietà siano elementi straordinari e su questo si basa il nostro impegno. Basti pensare che le banche non pagano l'IMU e la povera gente paga l'IMU, quindi in questo Paese serve una politica giusta, più adeguata per la gente. Non è possibile che si viva in un paese dove ci sono pensioni di 100.000 euro al mese e gente che non ha 100 euro per poter vivere. Oggi si parla di solidarietà e di equità, ma forse la politica questi due valori li ha smarriti. Non solo la politica, dovremmo dire che anche questo governo tecnico, perché è stata la bandiera di questo governo, è stata l'equità, la solidarietà e quant'altro. Si era detto mettiamo questo Monti che tecnicamente farà le cose che non possono fare i partiti, e abbiamo visto che purtroppo Monti è anche peggio dei partiti. Quanto è importante il ruolo della scuola, dell'università, della cultura per poterci riappropriare di questi valori fondamentali? Ma guardi, io le rispondo dicendo quello che ieri ho avuto modo di dire presentando un libro dell'onorevole Scotti sul fenomeno della mafia. Ho detto ieri e ribadisco oggi, e questo risponde in qualche modo alla sua domanda, probabilmente e senza abbassare la guardia è stata sconfitta l'ala militare della mafia, ma non è stata sconfitta la cultura mafiosa, e la cultura mafiosa si combatte con la cultura, con la responsabilità dei giovani e con la valorizzazione della persona. Io spero che questo sia un monito che arrivi anche alla politica, perché io non sono per l'antipolitica, ma certamente sono per la buona politica.